Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Il Presidente del Consiglio in Calabria promette l'intervento del governo per questa regione trascurata, l'impegno torneremo in gennaio. Il Premier Conte conferma che sul futuro di Scura il governo sta lavorando, intanto ha approvato la norma che impedisce a chi ha incarichi istituzionali di guidare la sanità. È ricoverato in ospedale l'assessore di Rende Domenico Ziccarelli, vittima questa mattina di un'aggressione. Il fatto è avvenuto all'interno del comune. Ci sono 2 persone indagate da Dilia di Catanzaro per la scomparsa di Francesco Vangeli, avvenuta il 9 ottobre da Filandari. Compariranno dinanzi al GUP il 21 gennaio prossimo i componenti del comando che il 4 dicembre del 2016 assaltò il cavò della Sicur Transport di Caraffa, rapina da 8 milioni di euro. L'apertura ufficiale dei mercatini di Piazza Bilotti restituisce a Cosenza il clima natalizio, ricco il calendario di iniziative redatto dal Municipio Bruzio. Buonasera dalla redazione del TG10, in primo piano il nostro telegiornale, in questa edizione la visita del Premier Conte al sud, prima in Calabria, poi in Campania. La nostra regione ha promesso l'intervento del governo per le tante emergenze in atto e poi ha preso un impegno, tornerò a gennaio. Il Premier Giuseppe Conte arriva a Reggio Calabria, prima tappa del suo tour nella nostra regione. Ad accoglierlo il governatore Oliverio, il sindaco della città metropolitana Falcomatà e il prefetto di Bari. Nell'atrio del Palazzo del Governo ha apposto la sua firma sul registro di cittadinanza consapevole. Il Presidente del Consiglio, dopo l'incontro con i rappresentanti delle istituzioni, ha risposto alle domande dei giornalisti, sottolineando che la sua visita vuole testimoniare l'attenzione del governo verso i problemi di questa terra. La Calabria è una regione un po' trascurata per ragioni geografiche, per ragioni di collegamenti sia del sistema viario e ferroviario e quindi volevo dare la testimonianza dell'attenzione dell'autorità di governo, sono già venuti dei ministri ovviamente, ma anche del Presidente del Consiglio verso questa regione. Conte sottolinea che il governo è consapevole che questa è una terra sofferente con un grave disagio sociale e tra i problemi della Calabria, lo sottolinea il Premier, la criminalità organizzata. La magistratura, le forze dell'ordine stanno lavorando molto bene, stanno conseguendo, come sapete, dei risultati molto importanti, ma non dobbiamo trascurare il fatto che l''ndrangheta sia un'organizzazione di tipo mafioso tra le più virulente e tra le più insidiose anche per quanto riguarda la penetrazione del tessuto economico e sociale. Ma questa è una regione che ovviamente non può essere solo tacciata per quanto riguarda la legalità, ma deve essere una regione che deve essere accompagnata nello sviluppo economico, nello sviluppo sociale, nella crescita economica e nello sviluppo sociale. Altra piaga di cui il governo è consapevole è la disoccupazione giovanile. Tra il 2006 e il 2016 ben 26.000 giovani laureati hanno abbandonato questo territorio. Questo significa perdita di capitale umano, come pure la grande e ampia diffusione della povertà. La soglia di povertà è diffusissima, una famiglia su 3 può considerarsi povera. Dobbiamo lavorare tanto, il sistema sanitario è un sistema che va reso molto più efficiente. Il Premier ha poi raggiunto Locri, seconda tappa del suo viaggio, prima l'incontro con i sindaci nella sede del gruppo Carabinieri, poi la visita all'ostello confiscato all''ndrangheta. Sono tanti dunque i problemi irrisolti della Calabria, ma quali sono le soluzioni? Questa è una prima visita, diciamo così, di ricognizione per quanto mi riguarda. A gennaio ritornerò, dedicherò un'intera giornata alla Calabria e saremo molto più operativi, quindi coinvolgerò anche i ministri per i vari dossier e cercheremo di portare anche qualche soluzione. Tra i tanti argomenti trattati oggi anche la sanità, proprio nella giornata in cui è stata approvata la norma che rende incompatibili le funzioni di commissario della sanità con altri incarichi istituzionali. Il Presidente della Regione dunque non potrà avere questo incarico, ma intanto ci si chiede se Scura sarà sostituito. Sentite come ha risposto il Premier Conte proprio oggi.
Nuovo capitolo nella telenovela Sanità in Calabria. La Commissione Finanza ha approvato una norma in Parlamento che rende incompatibili le funzioni di commissario per il piano di rientro sanitario e gli altri incarichi istituzionali. A renderlo noto il presidente della Commissione parlamentare antimafia Nicola Morra, il quale in una nota aggiunge: bisognerà informare alcuni presidenti di regione e chi come loro aveva messo le mani sulla sanità regionale che è arrivata l'ora di farsi da parte. Il posto del commissario al momento nella regione Travalla. Massimo Scura sembrava certo la scorsa settimana sarebbe stato sostituito. La nomina del sostituto da parte del governo sembrava questione di ore ed invece ad oggi nulla è cambiato. Alla precisa domanda dei cronisti sulla vicenda, il premier Conte oggi ha risposto così: il commissario ci stiamo lavorando. Insomma, nulla di definito è stato deciso dal governo. Una brutta notizia di cronaca, perché è stato ricoverato in ospedale l'assessore di Rende Domenico Ziccarelli, vittima questa mattina di un'aggressione. Il fatto è avvenuto proprio all'interno del comune. Brutta avventura per l'assessore del comune di Rende Domenico Ziccarelli, protagonista di un episodio di minaccia e violenza. Il fatto è accaduto all'interno del municipio su via Rossini. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, un uomo si è presentato all'ingresso principale della casa comunale e dopo essersi fatto indicare la stanza dell'assessore si è avvicinato all'amministratore dopo aver proferito alcune frasi ingiuriose all'indirizzo di Ziccarelli. Ha cominciato a colpirlo con schiaffi e pugni. Una sequenza impressionante che ha provocato diverse ferite al volto del malcapitato assessore. L'intervento dei vigili urbani ha scongiurato il peggio. Ziccarelli ha fatto ricorso alle cure dei sanitari, allertati da alcuni dipendenti comunali che hanno assistito alla scena. L'aggressore è stato fermato e trattenuto nel comando della polizia municipale e consegnato poco dopo ai carabinieri. Non si conoscono i motivi per i quali l'uomo abbia scatenato tale violenza nei confronti dell'amministratore rendese. Solidarietà è stata espressa dal sindaco Manna al collega di giunta vittima di questa brutale aggressione. Sindaco Manna, che ha definito quanto è successo una umiliazione per la comunità. All'interno della casa comunale ha detto si può entrare in ogni momento, ma si deve avere rispetto dell'amministratore che lavora al servizio di una città. È vicino a Domenico, dice Marcello Manna, e tutti gli assessori, lo afferma appunto in una dichiarazione. La cronaca: ci sono 2 persone indagate dalla DDA di Catanzaro per la scomparsa di Francesco Vangeli, avvenuta il 9 ottobre scorso da Filandari, nel Vibonese. Il caso della sparizione di Francesco Vangeli, avvenuta tra il 9 e il 10 ottobre scorso, potrebbe essere ad una svolta, probabilmente decisiva. La direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, che ha avvocato a sé il fascicolo, avrebbe fatto partire infatti i primi avvisi di garanzia. La circostanza sarebbe stata determinata dalla nomina di un consulente informatico per accertamenti tecnici irripetibili che costituiscono il primo atto garantito dell'inchiesta e presuppongono necessariamente la presenza di almeno una persona iscritta nel registro degli indagati. Il compito del perito sarà quello di analizzare il contenuto del telefono cellulare del giovane di Scaliti di Filandari, del quale è stata rinvenuta bruciata nei pressi dello svincolo autostradale di Mileto l'auto. Non solo, ulteriori verifiche verranno estese anche al personal computer e ad altri dispositivi già posti sotto sequestro. Massimo riservo dagli ambienti sui nomi e sul numero delle persone coinvolte, anche se sembrerebbero essere un paio, nei confronti delle quali sarebbero state avanzate le ipotesi di reato di omicidio e occultamento di cadavere. Intanto, gli investigatori continuano alla ricerca del corpo del ragazzo, ricerca che dopo i casolari e i tirreni ubicati lungo la valle del Mesima stanno interessando da alcuni giorni a questa parte anche il corso d'acqua scandagliato per chilometri, ma finora purtroppo senza risultati. La DDA di Catanzaro sta ricostruendo tutte le fasi della vicenda, gli spostamenti la sera della scomparsa del giovane per inquadrare definitivamente il movente della scomparsa, le sue ultime ore, le compagnie che frequentava e le persone che avrebbe dovuto vedere proprio quella sera. L'ipotesi del movente rimane, anche perché mai smentito dagli ambienti investigativi, quello che porta alla pista passionale, probabilmente una relazione sentimentale pericolosa. Ricorderete la vicenda dell'assalto al cavò della Sicur Transport di Catanzaro. La procura ha chiesto il rinvio a giudizio per i 12 componenti del comando che nel dicembre 2016 riuscirono a portare via 8,5 milioni di euro dalla sede della società.
Compariranno davanti al GUP il 21 gennaio prossimo i componenti del comando che il 4 dicembre del 2016 assaltò il cavò della Sicur Transport a Caraffa di Catanzaro. Il procuratore Nicola Gratteri, l'aggiunto Luberto e il sostituto Rizza hanno chiesto il rinvio a giudizio per le 12 persone ritenute appartenenti alla banda che riuscì a portare via 8,5 milioni di euro dalla sede della società. Sono accusati a vario titolo di concorso in rapina aggravata, detenzione, porto illegale di armi anche da guerra e ricettazione, con l'aggravante della mafiosità per aver agevolato l''ndrangheta, già perché parte dei soldi della maxi rapina messa a segno dal gruppo composto da pugliesi e calabresi sarebbe finita anche nelle mani delle cosche del catanzarese e del crotonese. Particolare emerso dall'operazione Chelios, coordinata dalla Procura distrettuale antimafia di Catanzaro, che si è avvalsa delle attività investigative condotte dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e dei poliziotti delle squadre mobili di Catanzaro e Foggia. L'evento suscitò particolare allarme in quanto gli esecutori sfondarono con un potente mezzo cingolato i muri corazzati del cavò e bloccarono tutte le strade di accesso alla zona, incendiando 11 autovetture poste a sbarramento. Un'azione militare portata a termine grazie ad un accordo tra criminalità pugliese e calabrese con il via libera dell''ndrangheta, che in cambio avrebbe ottenuto una parte del bottino in segno di rispetto. L'assalto venne studiato nei minimi particolari: un basista all'interno della stessa società, la criminalità calabrese che procurò i mezzi necessari per l'assalto e poi la banda specializzata proveniente da Cerignola. In 11 minuti i malviventi portarono via circa 8,5 milioni di euro, lasciando però nel cavò altri 40 milioni. L'allarme lanciato da alcuni passanti e poi dal personale della stessa Sicur Transport fece infatti fuggire il comando. Adesso per la banda inizia il processo. La storia del piccolo Sis, il bambino arrivato da solo in Calabria a bordo di un barcone, sullo sfondo di un incontro a Corigliano sul tema della solidarietà e l'accoglienza. Corigliano, città accogliente e sensibile alle problematiche dei più deboli. Ecco perché nella giornata internazionale dedicata ai diritti dell'infanzia e dell'adolescenza parte da un istituto cittadino, l'ITC Luigi Palma, il messaggio di solidarietà e non violenza, un'occasione per ricordare storie a lieto fine come quella di Sis. Che proprio qui nella città di Corigliano, poco più di un anno fa, era il 15 luglio dello scorso anno, è sbarcato da solo, 5 anni questo bambino, da una nave stracarica di migranti, 923 migranti, una nave tedesca. Bene, quel bambino ha viaggiato da solo, perché la mamma era stata imprigionata dagli scavisti criminali poco prima di salire sul barcone in Libia, e il papà era praticamente, come dire, sconosciuto, scomparso, perché non si sapeva dove fosse. Bene, quel bambino è arrivato a Corigliano, noi in pochi mesi abbiamo fatto il miracolo, dico noi, come diritti civili, come istituzione locale e come ONG, di rintracciare prima il papà in Francia, a Parigi, e poi individuare la prigione della mamma a Sabrata, che è una città della costa libica, e contribuire alla sua liberazione. Oggi questo bambino, dopo che è rimasto per 6 mesi in affido provvisorio in una famiglia di un bravissimo poliziotto di Rossano, è a Parigi insieme al suo papà, e la mamma credo che li abbia già raggiunti. Cioè la favola è completa e mi auguro di poterlo un giorno riabbracciare, questo piccolo Sis, ma l'importante è sapere che oggi questo bambino è di nuovo con la sua famiglia e il suo sogno, perché era un sogno di arrivare in Francia, si è realizzato, un sogno che per raggiungerlo hanno rischiato la vita, salendo prima, alcuni anni prima, il papà su un barcone e poi il bambino da solo su quella nave militare tedesca. È il grande valore dell'accoglienza, della solidarietà, che vince sull'odio, vince sul razzismo, sulla xenofobia. Ecco, noi dobbiamo capire che abbiamo il dovere di aiutare chi ha bisogno. Prossimo servizio dedicato ai comportamenti sicuri nelle scuole, proprio una giornata della sicurezza. Andiamo nella scuola Zumbini di Cosenza. Comportiamoci sicuro, è stato questo il tema della giornata sulla sicurezza organizzata dall'Istituto Comprensivo Bonaventura Zumbini di Cosenza. La giornata di oggi vuole essere un messaggio di concertazione di tutto ciò che confluisce per l'aggiornamento, la formazione, la prevenzione di personale e di alunni.
L'evento è stato patrocinato dall'amministrazione comunale di Cosenza, che ha messo al centro della propria agenda politica la sicurezza, un indicatore importante grazie al quale Cosenza è risultata la prima città del sud nella classifica di Lega Ambiente. Tutti e 23 i plessi della città di Cosenza sono sicuri e statici, e non solo. Il sindaco Chiuto ha voluto un monitoraggio di vulnerabilità antisismica che partirà da qui a breve. Il comune spende 200.000 euro l'anno di manutenzione ordinaria e straordinaria. In questo ambito rientrano anche i programmi e i progetti di prevenzione delle dipendenze da alcol e da droga che abbiamo realizzato e che partiranno sin da dicembre. Per noi la sicurezza non è solo un fatto materiale ma anche immateriale, riguarda la cultura, la trasmissione dei sentimenti della bellezza, il fatto che i bambini e gli adolescenti possano vivere in una comunità che li accolga e che sappia con amore allontanarli dalle devianze. Una scuola sicura deve garantire strutture efficienti. In questa direzione anche la Regione Calabria sta investendo molto. Riusciremo a mettere in sicurezza nella Regione Calabria più di un terzo di tutti gli edifici scolastici, con un investimento notevole che vede interessati a lavori di adeguamento sismico oltre 400 edifici scolastici, i cui progetti sono in fase alcuni di attuazione, altri di valutazione, e sono previsti altri 300 interventi. La giornata della sicurezza si è conclusa con un flash mob a cura degli alunni della scuola Zumbini e la visita agli stand espositivi sulla sicurezza. E domani siamo tutti chiamati a effettuare un gesto di solidarietà concreta, perché la giornata della colletta alimentare è possibile donare, dovrebbe essere così tutto l'anno, dei generi alimentari importanti per le persone bisognose. Sentiamo. Domani è la giornata nazionale della colletta alimentare. Da 22 anni questa iniziativa del Banco Alimentare per dare un aiuto concreto a chi ha bisogno. Gianni Romeo, il dato allarmante è che anche in Calabria la povertà è in aumento. Sì, purtroppo dobbiamo segnalare questo fenomeno che da altre parti è un po' in controtendenza. In Calabria purtroppo rimane ancora un fenomeno che attanaglia tutta la regione, quindi i dati ufficiali parlano di oltre 200.000 persone in stato di povertà assoluta. Noi come Banco Alimentare, facendo del nostro meglio, riusciamo ad aiutare attualmente circa 120.000 persone. Registriamo una sensibilità e un senso veramente spiccato di solidarietà da parte della nostra gente, nonostante appunto la situazione sia come dire, piena di disagi e di difficoltà. Il raccolto è un raccolto che per noi basta soltanto per qualche settimana, poi grazie a Dio comunque c'è la rete dei banchi alimentari di cui noi siamo parte, grazie ai quali ci arrivano altri tir di prodotti e quindi riusciamo nei giorni successivi ad essere di aiuto a tutte queste persone. Adesso a Palmi, dove si è parlato della riforma della giustizia, alla presenza dell'avvocato Armando Veneto, presidente delle Camere Penali Italiane. Un convegno celebrato nell'aula consiliare di Palmi per suggellare la riconfermata carica di Presidente del Consiglio delle Camere Penali Italiane all'avvocato già parlamentare e sottosegretario di Stato nei governi D'Alema e Amato, Armando Veneto. Un riconoscimento nazionale per l'avvocato palmese che da sempre si è battuto per un giusto processo tra le parti, un equilibrio e un garantismo nel diritto procedurale penale che rischia di saltare con l'eventuale entrata in vigore, dopo la modifica della normativa voluta dal nuovo governo giallo-verde, della prescrizione nel secondo grado di giudizio. Abbiamo spiegato più volte che il processo penale non si modifica con un colpo di mano e che la storia del nuovo processo penale è lunga 40 anni, tanti ce ne sono voluti per arrivare al nuovo processo accusatorio nel 1988 e che quindi non bastano pochi mesi per modificarlo. Abbiamo spiegato che la prescrizione è un presidio di legalità, perché sta a dimostrare che non basta la prima sentenza per ritenere un tale colpevole, sicché dopo la prima sentenza ci possiamo anche fermare. Siamo preoccupati perché questo andazzo può portare quasi certamente all'abolizione dell'appello, alla riduzione drastica delle possibilità di ricorso per Cassazione.
Oggi, nei prossimi giorni, nelle prossime ore, un anticipo di quello che succederà poi a gennaio con i saldi, i negozi presi d'assalto, ma vediamo come è andato questo Black Friday con Anna Franchino. Tutti pazzi per il Black Friday, il cosiddetto venerdì nero, è l'ennesima consuetudine importata dagli States, dove il venerdì dopo, il giorno del ringraziamento, i negozi offrono super sconti per lo shopping natalizio. Da noi ormai è divenuta una vera e propria ricorrenza importata dall'estero per favorire oltremodo i consumi con sconti e offerte speciali che si trascinano lungo tutta la settimana. Ma davvero conviene comprare? Vinili. Ma si risparmia veramente per questo Black Friday? Un buon 30%, almeno per questi. È stato un acquisto necessario in questo momento. Penso che comunque, senza esagerare, possa essere anche un vantaggio, ma esagerando comunque si spenderebbero più soldi del solito, comprando comunque sì più cose, ma magari cose inutili, quindi ci vuole moderazione come in tutte le cose. Abbiamo incontrato tantissimi giovani attenti agli sconti, ma non in vista del Natale, più che altro per rinnovare il proprio guardaroba. Un paio di scarpe e un giubbino. Quindi hai comprato per te? Sì. Non per i regali di Natale? No, ancora no, è prezzo per Natale. Guai a parlare di regali natalizi, il coro è unanime, c'è ancora tanto tempo. No, ancora ci vuole un mese, c'è tempo, altre offerte. Natale ancora un po' ci vuole, aspettiamo, fino all'8 dicembre almeno aspettiamo per Natale. Fatto sta che in tanti attendono il Black Friday per effettuare acquisti in questo particolare periodo dell'anno, non solo per l'abbigliamento ma anche per la tecnologia o addirittura per acquistare una nuova auto. Se uno deve comprare qualcosa penso che indifferentemente dal Black Friday la compri, perché non sono i 10 euro a fare la differenza. Giubbino e poi abbiamo visto molte altre cose. Ma conviene questo Black Friday? Sì, è molto utile. Negozi presi d'assalto, ma se per i commercianti è particolarmente estenuante, c'è chi comunque preferisce restare tradizionalista ed attendere i saldi invernali. Avrei fatto lo stesso senza Black Friday. Ma non per i regali natalizi? No. Troppo presto? No, ho dato un'occhiata, ma no, non per i regali. No. Più che Black Friday è diventato quasi un Black Week perché dura più di una settimana. Vabbè, c'è sempre un po' di speculazione sul concetto. Ma è utile secondo lei? Sì. Diciamo, se non si è attaccati ad uno shopping compulsivo, no, sì, è utile se riesce ad aspettare l'occasione, ma io preferisco i saldi, i tradizionali saldi post-natalizi. E Natale non è poi così lontano, tanto è vero che noi abbiamo anticipato i tempi andando a visitare già i mercatini Natale di Cosenza, pronti, inaugurati poi ieri sera. Cosenza entra ufficialmente nella magia dell'avvento con l'inaugurazione dei mercatini di Natale. Sono oltre 50 le casette in legno addobbate a festa da luminarie e festoni in piazza Bilotti, dove poter curiosare in cerca di oggetti artigianali e trovare tante idee per regali originali. Un evento promosso come tradizione dal Comune di Cosenza in collaborazione con la storica Associazione dei Commercianti, degli ambulanti dei mercatini di Natale e con il coinvolgimento per l'area food di tutti i locali di piazza Bilotti. Stasera inauguriamo questi mercatini che sono all'insegna della nostra tradizione. La novità di quest'anno è un artigiano particolare che lavora in legno, lavori bellissimi, alberi fatti in legno e quindi diamo valore al nostro artigianato. I locali quest'anno saranno parte principale anche della nostra enogastronomia tradizionale natalizia. Il sindaco ha voluto questo progetto lasciando la parte della piazza libera con le sedute e l'albero proprio per rendere la nostra piazza più importante e un luogo di aggregazione. L'atmosfera festosa fatta di luci, colori, profumi, suoni accoglie i visitatori e proietta Cosenza tra le città italiane ed europee dove vivere con gioia la magia del Natale. È Natale, buona Cosenza a tutti e questo il claim scelto dall'amministrazione comunale per quest'anno a testimonianza della notevole crescita dell'attrattività di Cosenza che si impone come modello da seguire grazie anche al continuo fiorire di nuove attività commerciali. Cosenza diventa sempre più attrattiva, questi sono stati anni in cui abbiamo lavorato molto intensamente, è una città che ha puntato molto sulla vivibilità. L'invito è quello di stare qui in spensieratezza, vivere, godersi la città nel migliore dei modi possibili con tutti gli eventi che ci saranno durante il mese di dicembre fino al 6 gennaio
è l'occasione per farsi una passeggiata come si fa in tutte le città belle europee e stare insieme alle persone che si amano, con cui si ha un rapporto familiare, un rapporto di amicizia. Quindi buone vacanze di Natale a tutti nella straordinaria e meravigliosa città di Cosenza. E vorrebbero passare un Natale tranquillo e non solo Crotone e Cosenza, siamo passati al calcio appendendo qualche punto in più sull'albero di Natale, prima poi della lunga sosta che darà il via poi al rush finale di questo campionato di Serie B. Crotone e Cosenza che si affronteranno lunedì sera all'uscita alle 21. Noi abbiamo fatto un faccia a faccia ascoltando i buoni propositi prima di Andrea Barberis del Crotone, sentiamolo. Vogliamo riportare il pubblico dalla parte nostra perché è normale che sia un po' deluso in questo momento, visti i risultati che non sono stati buoni, e dovremo farlo tramite le prestazioni, ovviamente tramite il risultato. Certo, no, non c'è nessun segreto, il segreto è lavorare giorno per giorno, quindi anche noi dovremo metterci del nostro ovviamente per riuscire a mettere questa cattiveria agonistica che un po' ci è mancata in questo inizio e riuscire a fare il risultato. Sì, ma la Serie B è sempre stato così, è sempre stato un campionato molto equilibrato dove ogni squadra che affronti è difficile da affrontare, quindi lo sapevamo, probabilmente non l'abbiamo capito sin dall'inizio e ora ci concentreremo per fare più risultati possibili. Per il Cosenza invece prende la parola il bomber Riccardo Maniero. Giochiamo bene, tutto bello, però pochi punti portiamo a casa, quindi dobbiamo cambiare un po' la rotta e dobbiamo metterci più cattiveria, più voglia di portare a casa punti. Loro hanno cambiato l'allenatore, non stanno passando un ottimo periodo, però sappiamo che è una squadra attrezzata per vincere il campionato, mentre noi siamo una squadra attrezzata per lottare per la salvezza. Comunque ce la giocheremo e vedremo cara la pelle sicuramente. E ci sarà sicuramente una festa perché le tifoserie sono amiche, come hai detto, e ci sarà lo stadio pieno, ma noi dobbiamo far punti a tutti i costi e sperare di portare a casa una vittoria. Stadio pieno, torneremo a parlare del derby nelle prossime ore, adesso il meteo. Come anticipato precedentemente, nelle prossime ore l'ingresso di una perturbazione causerà una nuova fase di maltempo che interesserà inizialmente il settentrione dell'Italia per poi estendersi sul centro-sud. La Calabria per ora resterà ai margini di questo peggioramento, in attesa di una nuova perturbazione che farà sentire i primi effetti tra la tarda serata e la nottata di sabato. Sebbene la fase più accentuata del suddetto peggioramento si avvertirà domenica, dove le piogge potrebbero assumere anche carattere di rovescio o temporale. Passiamo ora alle previsioni in dettaglio. Domani al mattino cielo generalmente poco nuvoloso, con tendenze ad aumento della nuvolosità nel corso della giornata. Dalla serata a notte successiva, piogge sparse sulla Calabria meridionale, temperature in ulteriore rialzo. Passiamo ora al comportamento di mari e venti. Domani mari generalmente poco mossi, nel corso della giornata aumento del moto ondoso sul Mar Tirreno. I venti spireranno tra deboli e moderati dai settori meridionali. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo vi rimando al nostro sito web www.meteoincalabria.it e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci e ancora buona serata. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.